Simone Soggiu, siamo al termine del primo allenamento di quest'oggi, insomma abbiamo visto numerosi esercizi da parte dei tuoi ragazzi. Come stai impostando il nuovo allenamento causa Covid? Il nuovo allenamento prevede un allenamento individuale, distanziato, dove stiamo utilizzando il sistema cover coaching che permette di diciamo, imbrigliare i ragazzi in questa griglia col pallone e curare prettamente la tecnica individuale. Quindi abbiamo tutti i distanziamenti del caso e curiamo la parte di tecnica di base che al momento è l'unica cosa che ci è concessa. Tra l'altro in questa stagione insomma hai davvero numerosissimi ragazzi, adesso devi affrontare il secondo allenamento, no? Esattamente, abbiamo deciso di dividere i gruppi, di dividere i ragazzi in due gruppi, in modo tale da smaltire ovviamente il più possibile la possibilità di contatto e di avvicinamento tra i ragazzi e dobbiamo andare avanti così fin quando ce lo imporranno. I ragazzi stanno entrando, come avete visto, separatamente, viene rilevata la temperatura all'ingresso, entrano a 1 a 1, escono a 1 a 1 e niente, ci stiamo adeguando e cercando di non mollare. Ecco, al momento certo non è facile anche per voi allenatori gestire al meglio questa situazione, tra l'altro non c'è neanche la possibilità di effettuare le partite per i giovani ragazzi, no? Partite ufficiali intendo. Non solo ufficiali, non possono fare neanche le partitelle tra di loro, quindi sono privati dell'essenza del calcio, anche in allenamento, non possono neanche affrontare un 1 contro 1, non possono entrare a contatto, quindi ecco perché ti dicevo prima, possiamo curare la tecnica di base e nient'altro, per il momento nient'altro. Insomma, questa situazione pensi che possa andare avanti per tanto tempo ancora? Io mi auguro che finisca il 24 novembre, quando sia detto, l'augurio è questo, perché così è difficile dare i giusti stimoli ai ragazzi, per quanto oggi hanno risposto egregiamente, però l'augurio, ti ripeto, è che il 24 torni tutto alla normalità. Ce l'auguriamo naturalmente, lo auguriamo soprattutto per te, per tutti i tuoi collaboratori, perché state facendo un lavoro davvero con grande impegno. Infatti ne approfitto per ringraziare mister Antonio Mannai e mister Alessio Mastrogirolamo che mi stanno dando un grandissimo contributo, senza di loro quest'anno sarebbe stata veramente impossibile. Sì, un grazie di cuore a loro e a tutta la società. E grazie di cuore naturalmente a te Simone Soggiu, allenatore della società del Carbonia Calcio che cura al meglio insomma i tuoi ragazzi. Grazie Simone, a presto. Grazie Renato, grazie a te.